Buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a questo evento importante di chiusura, ma mai fine, dei nostri percorsi di master in risorse umane e in inclusione delle diversità per gli anni 19-20 e 20-21. Ho il piacere di coordinare questo appuntamento e di introdurre gli ospiti che avremo qui oggi. Abbiamo i direttori dei dipartimenti coinvolti nei master, la professoressa Elena D'Orlando, il professor Andrea Garlatti, le direttrici dei master, professoressa Marina Brollo, professoressa Francesca Visintin. Abbiamo, sempre al tavolo dei relatori, il professor Francesco Bilotta, che concluderà i lavori di oggi, e abbiamo i nostri ospiti da remoto, perché ormai le tecnologie ci appartengono e le usiamo, non solo le subiamo, la dottoressa Anna Vanzan di Generali, che vi presenterò meglio in seguito, l'ingegner Christian Bracic dell'omonimo studio ingegneristico. Li ringrazio molto per aver accettato il nostro invito e direi che possiamo aprire i lavori di questa mattinata. Abbiamo questo talk iniziale, seguirà il conferimento dei titoli di master e poi ricchi premi e cotillon che ci salutiamo con un brindisi ben augurante per i vostri e i nostri futuri percorsi. Passo subito la parola alla direttrice o al direttore? Oh, non vedo. Alla direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, professoressa Elena D'Orlando. Grazie. Grazie Anna e buongiorno a tutti. Io sono Elena D'Orlando, dirigo il Dipartimento di Scienze Giuridiche. Mi fa particolarmente piacere portare i saluti del Dipartimento quest'oggi perché nell'ambito delle attività del nostro Dipartimento, quelle relative ai master, coordinato in questo caso per quanto ci riguarda dalla collega Marina Brollo, è un momento di formazione molto importante. Direi che più in generale il master come ulteriore livello di formazione e di specializzazione per quanto riguarda il nostro Ateneo è un'attività a cui noi teniamo particolarmente, perché per quanto riguarda gli studenti li collega in maniera sempre più diretta al mondo del lavoro e per quanto riguarda invece coloro che già lavorano costituisce un momento importante di ulteriore formazione, anche perché come sappiamo il mercato del lavoro oggi richiede aggiornamenti continui e affinamenti delle competenze. Mi fa poi particolarmente piacere condividere questo momento finale di festa con i colleghi del Dipartimento di Economia e Statistica e ringrazio quindi anche la collega Visentin perché anche lei collabora nel nostro master e comunque da tempo collabora con le colleghe di diritto del lavoro per l'organizzazione di queste attività. Anche su questo aspetto tengo a sottolineare la proficua e costante collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche e il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche e auspico anzi che questa collaborazione possa proseguire così proficuamente anche in futuro perché credo che le competenze giuridiche e quelle economiche siano da un certo punto di vista complementari e consentano di acquisire dei profili professionali realmente competitivi. Mi congratulo quindi in conclusione con tutti voi per il risultato che avete conseguito e sono molto contenta che lo abbiate conseguito presso l'Università di Udine e buona fortuna a tutti per il prosieguo delle vostre attività. Grazie direttrice, grazie Elena, anche per essere stata docente nel nostro master di inclusione e diversità, fra l'altro ieri citatissima nella discussione dei progetti finali. E passo la parola al professor Andrea Garlatti, direttore del Dipartimento di Economia e Statistica. Buongiorno a tutti e benvenuti. Sono fortunato perché ha parlato Elena prima di me, siccome è una mia amica, è una signora ed è più brava di me, io riesco a fare la metà del tempo. Quindi vi ringrazio tutti per essere qui. Con chi ha fatto il master ci siamo conosciuti perché insieme al collega Fedele abbiamo, per quanto riguarda le risorse umane, che è un master del DIES che facciamo ben volentieri in comunione con Scienze Giuridiche, ci siamo conosciuti. Sono momenti belli, sono momenti importanti
e quindi davvero vale la pena di venire un sabato mattina per guardare negli occhi chi ha compiuto un percorso che comunque non è stato leggero, non mi sembra. È un master, per quello che ho visto io, sono dei master che hanno uno spessore significativo e certamente, adesso non è per dire, però è di buon livello, ecco, insomma, per qualità dei contenuti, metodologia didattica, eccetera. Adesso sta un po' a voi di cercare di metterlo a frutto e sta un po' a noi cercare di aiutarvi in questo. Penso che dovremmo anche organizzare in maniera più strutturata noi stiamo facendo sul master nostro di pubblica amministrazione un'associazione di ex alunni che possa in maniera mantenere i collegamenti tra di voi, che sono altrettanto importanti dei collegamenti che potreste tenere con i docenti. Quindi niente, sono davvero contento di essere qua e di vedere un'aula così piena, ma voi non potete capire come si apre il cuore a un docente che è stato costretto per mesi a parlare con un computer. Quindi grazie di essere qui e davvero tante congratulazioni con tutto il cuore. Grazie direttore, grazie Andrea. Mi sembra che questo continua i festeggiamenti di UniUd, in cui in questa settimana siamo riusciti anche ad incontrare gli studenti che si sono laureati durante l'emergenza, li abbiamo incontrati allo stadio con una grande festa che continua anche oggi. Introduco ora le direttrici dei due percorsi di master, la professoressa Marina Brollo, direttrice del master di primo livello in inclusione e le diversità. Grazie. Grazie. E sono particolarmente soddisfatta di essere qua con gli studenti sia del Master Mind, che è appunto la prima volta, quindi battezziamo gli apripista di questo master molto innovativo a livello nazionale, così come sono molto contenta di ritrovare gli studenti del Master di Risorse Umane, che è un altro master che mi è molto caro perché è stato il primo che abbiamo organizzato assieme, l'area economica e l'area giuridica. Ringrazio quindi i due direttori per averci riservato l'onore di essere qua con noi a festeggiare. E di che cosa voglio parlare oggi? Un tema che ovviamente mette assieme i contenuti dei due master. E come docente di diritto del lavoro, visto i contenuti del master, mi viene facile. Mi viene facile anche parlare di un tema di grandissima attualità in questo momento, che è il lavoro agile o smart working. E voglio parlarne da un doppio punto di vista, cioè di segnalare le sue caratteristiche di uno strumento di inclusione, quindi le cose che studiamo noi, le azioni che vogliamo fare per includere, per aumentare anche il benessere aziendale, e allo stesso tempo uno strumento che veicola rischi, come abbiamo visto nella pandemia, di esclusione, e quindi uno strumento che è sicuramente complesso e allo stesso tempo ambiguo, quindi un banco di prova di quello che sarà il futuro del mercato del lavoro. Perché mi piace parlare di lavoro agile? Beh, perché sono stata tra i primi che se ne è occupata, addirittura ho avuto la fortuna di partecipare a un progetto di sperimentazione nazionale ancora prima della legge, di sperimentazione nel gruppo ACEA, in cui abbiamo fatto con un progetto Elena, col Dipartimento Pari Opportunità, abbiamo provato a sperimentare un lavoro agile volontario un giorno alla settimana, e il risultato è stato ottimo in termini di benessere dei lavoratori, di conciliazione vita-lavoro, un lavoro agile scelto. I risultati sulla produttività sono un po' più incerti, nel senso che sicuramente la produttività è aumentata, nel senso che essendo aumentato il benessere dei lavoratori sono diminuite le assenze, e quindi degli elementi positivi ci sono, ma non così con un'evidenza statistica come diciamo noi.
Vista questa mia esperienza, poi appena uscita la legge, mi sono occupata di commentarla e poi, essendo stata tra i primi a occuparmi di questa normativa, il Ministro del Lavoro Orlando ha voluto coinvolgermi nel suo gruppo di studio e quindi adesso sto lavorando con altri colleghi per vedere cosa fare per affrontare il cambiamento che ci sarà sicuramente, se finisce l'emergenza con la fine di quest'anno, ci sarà sicuramente con l'inizio del nuovo anno. Quindi stiamo lavorando per capire come impostare il dopo. Allora, arrivo alle premesse essenziali. Di che cosa parliamo quando parliamo di lavoro agile? Ma non c'è dubbio che parliamo di una modalità organizzativa, cioè il cuore del problema è collegato alla diversa organizzazione del lavoro ed è probabilmente questo l'anello mancante, perché quando siamo stati costretti a farlo all'improvviso, senza preparazione, velocemente, non è che abbiamo avuto il tempo per cambiare l'organizzazione, quantomeno nelle piccole aziende, quantomeno nella pubblica amministrazione. E quindi lo abbiamo fatto in un modo che lascia un po' il segno e mette in luce anche subito tutte le ombre di questo strumento. Allora, dicevo, di che cosa parliamo? Di un modello di organizzazione in cui emerge la flessibilità del tempo e del luogo di lavoro. Come lo chiamiamo questo nuovo modo di lavorare? Già nel dare il nome vedete l'ambiguità, la complessità, perché il legislatore lo chiama lavoro agile e vuole distinguerlo dal telelavoro, ma non è così facile distinguerlo dal telelavoro, specie quello che abbiamo fatto durante l'emergenza. La stampa, la politica e diciamo il nome più diffuso invece è quello dello smart working, un nome che risulta sicuramente più accattivante, che invoglia a usarlo. Ma c'è anche chi lo chiama lavoro da remoto, c'è anche chi lo chiama lavoro a distanza. Nei documenti internazionali lo chiamiamo home working. Quindi già queste difficoltà, ambiguità sul nome danno l'idea dell'incertezza che c'è e come questo strumento sia ancora da inventare. Allora, se il nome è così, quali sono i modelli? Ma noi abbiamo visto dal 2017 in poi abbiamo visto il modello pre-pandemico, che era quello previsto dalla legge 81 del 2017. È stato un modello che abbiamo usato come un'opportunità che richiedeva il consenso del lavoratore, quindi l'elemento essenziale era il patto di agilità. Lo dico perché quando è scoppiata la pandemia non abbiamo avuto tempo di insegnare a tutti a fare questo patto, a coltivare la burocrazia collegata a questo patto. Quindi con la pandemia è emerso un altro modello che sicuramente possiamo definire semplificato, un modello da usare in modo rapido e veloce e quindi unilaterale, con un modello disegnato dal datore, semplificato. Ora stiamo pensando al post, ora stiamo pensando a che cosa dobbiamo immaginare per il futuro. E nel farlo mi pare stia emergendo una fonte che era nascosta nella legge. Chi di voi ha studiato la legge sa che il legislatore, nel ricalcare il ruolo del contratto individuale, non menzionava quello collettivo. Ora, noi giuristi vi insegniamo che anche se la legge non parla di contratto collettivo, non c'è dubbio che questo può intervenire perché c'è tutto il suo profilo costituzionale e quindi a nessuno impedisce la contrattazione di intervenire. Anzi, la contrattazione già lo aveva inventato, sperimentato prima della legge, quindi non c'è dubbio, ruolo importante, però silenzio del legislatore e silenzio significa che il contratto collettivo non era promosso, non era agevolato. Ora ci troviamo appunto nella situazione in cui dobbiamo pensare che fare. Allora, nel che fare, siccome la situazione è molto incerta, confusa, variegata e deve affrontare una sfida incredibile che
D'Antona in questo Ateneo nel 1991 ha individuato nel congresso della nostra associazione scientifica come la sfida delle differenze, quindi bisogna imparare a scrivere regole che siano in grado di soddisfare le diverse esigenze, non solo del datore, del lavoratore, ma dei datori, dei diversi settori, dei lavoratori che hanno caratteristiche diverse. Ecco, forse la legge non è lo strumento più adeguato, quindi forse la legge richiede solo modifiche minimali. E allora chi è che può dare una mano a arricchire le regole? La contrattazione collettiva. Se seguite i dibattiti sulla stampa vedete che il ministro Brunetta sta già correndo, si è subito preso una pista privilegiata su questo versante, quindi ha già promesso che nei contratti collettivi di comparto, che sono in via di stipulazione, sicuramente ci sarà il tema del lavoro agile, quindi un intervento importante della contrattazione collettiva, che appunto prima era pretermessa, non era considerata. Presumibilmente anche il ministro Orlando cercherà di coltivare quest'idea, addirittura coltivandola con un accordo quadro, quindi con il contratto dei contratti, quindi con delle regole a maglia larga per tutti i settori. Ma nel fare questo dobbiamo tener conto delle ricadute della pandemia. In particolare dobbiamo tener presente che il modello iniziale prevedeva due scopi diciamo bipartisan, la preoccupazione di garantire, di agevolare la conciliazione tra vita e lavoro, cioè i compiti di cura, e la cosiddetta produttività dell'azienda e anche delle pubbliche amministrazioni. Quindi due scopi che volevano tenere assieme due interessi diversi, del lavoratore, del datore. Ecco, questi scopi sono stati arricchiti nell'emergenza da altri due scopi. Si è aggiunto la preoccupazione della salute. Quindi il lavoro agile serve come modello di precauzione, come strumento per garantire il distanziamento sociale. Apro una parentesi, che questa idea di un lavoro agile che permette di lavorare in sicurezza distanti sta adesso alimentando tutte quelle rivendicazioni. Ma si può lavorare in modalità agile senza il Green Pass? Io credo di no perché il modello che il legislatore vuole valorizzare e che anche i ministri vogliono proporre è quello di un lavoro agile non integrale, non tutto a casa, ma di un lavoro agile alternato. Un po' si lavora in azienda, un po' si lavora fuori dall'azienda. Quindi se il modello è questo, è ovvio che quando uno entra in azienda deve avere il Green Pass, che poi lo ottenga con la vaccinazione o con il tampone è comunque in regola, ma il Green Pass deve esserci. Quindi per me lavoro agile non è un modo per schivare il Green Pass. Dicevo allora, riprendendo il ragionamento, si è aggiunto un nuovo obiettivo, la salute. Non solo, ma il lavoro agile ci ha permesso di continuare a lavorare quando appunto era complicato farlo in presenza. Noi abbiamo trasportato tutti i corsi online, quindi il lavoro agile, il lavoro a distanza ci ha permesso di mantenere l'occupazione, di mantenere l'attività lavorativa. Quindi ha subito una metamorfosi, si è arricchito di altri due interessi che sono di natura pubblicistica. Non c'è dubbio che questi interessi rimarranno e avranno il loro peso, di cui dovremo tener conto. Altro problema importante. Quanto tempo ho? 3 minuti. Allora, quello che volevo, siccome il mio tema è tra inclusione ed esclusione, volevo segnalarvi 3 questioni importantissime che mettono in luce questa ambiguità. Innanzitutto la questione femminile. Uno
scrive lavoro agile e pensa che sia uno strumento per le donne, uno strumento per la conciliazione. Ecco, se guardate le indagini dell'INAIL e dell'INPS da 2020-2021, vedrete che le donne in realtà sono quelle che apprezzano un po' di meno, lo apprezzano, ma un po' di meno rispetto ai lavoratori il lavoro agile. Perché? Ma perché alla base c'è il solito vecchio problema, cioè la questione della asimmetria della divisione dei compiti di cura. E fatta in una situazione in cui i figli erano a casa, voi capite bene perché le donne non hanno amato molto il lavoro agile durante l'emergenza. Quindi bisogna tener presente che diciamo, nel costruire il new normal, nel pensare a una nuova normalità, non bisogna dimenticarci che c'è il rischio di cadere nella solita vecchia storia, che non possiamo usare il lavoro agile per escludere le donne dal mondo del lavoro, per tenerle a casa. Quindi il lavoro agile va benissimo per affrontare il problema della genitorialità, ma una bigenitorialità. Quindi deve esserci non una conciliazione, ma una condivisione dei compiti. E il fatto che a breve dovremmo attuare una direttiva europea sui compiti di cura può essere un'occasione preziosissima. Seconda questione importante, i lavoratori fragili. Ecco, una questione che è emersa durante la pandemia. Ci sono delle persone che hanno problemi di salute e che appunto il lavorare certi giorni o anche sempre da casa può rendere più inclusivo questo strumento. Ecco, anche qua bisogna avere la consapevolezza però che le norme scritte in questo diritto del lavoro dell'emergenza sono tutte a scadenza, quindi bisogna darsi da fare perché queste norme siano conservate, per cui sono delle norme da mantenere anche perché col Covid non è tutto finito. Abbiamo un master anche con i medici e i medici nei loro project finali segnalano nuove patologie post-Covid. Quindi il lavoro agile può essere uno strumento utile anche per questo. L'ultima questione, in un minuto, benissimo il lavoro agile, può risolvere problemi importanti di cura e di salute, ma attenzione, c'è la questione competenze, professionalità. Il lavoro agile non è per tutti. Anzi, diciamo che anche se cambiamo l'organizzazione, forse allo stato dell'arte che solo 1/3 dei lavoratori. Spesso i lavoratori con professionalità più elevate, spesso solo in certi settori, spesso quelli con retribuzioni più alte. Quindi è il rischio che ci sia una nuova polarizzazione nel mercato del lavoro tra chi può essere agile e chi invece non potrà esserlo. Quindi diventa fondamentale la leva della formazione ed è per questo che siamo qua, perché la formazione può permetterci di imparare a aggiungere nuovi tasselli di agilità anche nei lavori in cui sembra che non ci siano. Quindi è con orgoglio e con soddisfazione che portiamo a conclusione questi master perché questi ci permettono di implementare un diritto di nuova generazione e voi siete i primi a usufruirne. Grazie. Un ringraziamento alla professoressa Brollo per il suo intervento, ai direttori che ci lasciano e che ringrazio davvero moltissimo per aver partecipato al nostro incontro di oggi. E anche questo è un IUD. Pensavate di arrivare per i festeggiamenti e invece questa mattina continuiamo a lavorare. Abbiamo pensato che la professoressa Francesca Visintin, direttrice del Master di Risorse Umane, fosse la persona giusta allora per darci gli elementi per capire allora che cos'è questo diversity management di cui parliamo sempre e capire come può funzionare in ogni realtà, perché il nostro compito poi è riuscire a creare modelli ripetibili, come può funzionare in ogni realtà grande, piccola, pubblica, privata, quella competenza di diversity che abbiamo acquisito nei nostri 2 percorsi di master. Grazie Francesca.
Grazie Anna, ci tenevo innanzitutto a salutare tutti i miei studenti di ogni classe. Qualcuno di voi, diciamo, gli studenti di 2 anni fa, con loro avevo fatto un piccolo percorso, poi ci siamo dovuti vedere solo via computer, con gli altri ho fatto la prima lezione e poi ci siamo visti solo via computer. Con gli studenti di Mind mi avete solo sentito perché avevo registrato le lezioni, quindi sono veramente felice, come ha detto anche il professor Garlatti, di vedervi tutti in faccia e anche i vostri parenti, le vostre famiglie, è veramente una grandissima soddisfazione. Quindi grazie di essere venuti così in tanti. Non siamo abituati, io sono tesa, credo che lo siamo un po' tutti, però insomma andrà tutto bene, sicuramente siamo tutti Covid free e quindi dobbiamo anche reimparare a stare insieme, che è una cosa bellissima. E dobbiamo imparare a stare insieme per proprio reimparare queste diversità. Ci vediamo attraverso i computer, siamo bidimensionali, le riunioni sono il più breve possibile, il più corte possibile per evitare di stancarci troppo, e quindi abbiamo anche perso la capacità di sentirci nelle nostre diversità. Ma questa gestione della diversità, questo diversity management, è un qualcosa che voi affronterete in quanto HR experts nei prossimi anni, in cui vi dovrete impegnare forse più che in molte altre attività. Abbiamo sentito parlare del lavoro agile, che sarà certamente una sfida dei prossimi anni, ma anche la gestione della diversità, che non è una novità, è da sempre che siamo diversi, però ci stiamo rendendo conto che può essere un enorme vantaggio competitivo. Quindi oggi io non voglio parlare di quanto sia giusto, corretto, dare le stesse opportunità alle donne, alle persone di etnie diverse. Certamente c'è una componente etica e di correttezza, ma io provengo dal Dipartimento di Scienze Economiche, quindi io voglio parlare di quanto sia nell'interesse delle aziende, delle organizzazioni, valorizzare queste differenze, tener conto di queste differenze, comprendere che siamo diversi, non solo sotto i punti di vista più diciamo evidenti, quindi dal punto di vista del genere, dal punto di vista dell'età, dell'etnia. Le differenze sono tantissime e i manager oggi stanno scoprendo proprio che comprendere queste differenze e valorizzarle, vorrei dire proprio addirittura sfruttarle, per avere un vantaggio competitivo rispetto al concorrente, rispetto all'organizzazione a fianco. Quindi i manager si stanno rendendo conto, si stanno attivando per sfruttare queste differenze. Ricordiamoci quindi come prima cosa che le differenze sono tante. Non fermiamoci solo alle differenze di genere, ci sono le differenze di generazione, ci sono i baby boomers che hanno una struttura degli incentivi, degli obiettivi, dei valori che sono completamente diversi, per esempio rispetto ai millennials, senza voler dare a queste differenze una connotazione di valore. Ma io devo dire che ho lavorato negli ultimi anni con dei millennials e ho dovuto dar fondo a tutta la mia pazienza, quindi queste differenze sono difficili da individuare, da gestire e da non, diciamo, giudicare. Ecco, vanno studiate, comprese, valorizzate nelle loro caratteristiche specifiche. Altre differenze sono legate all'etnia, altre differenze sono legate alla personalità, e anche di questi elementi bisogna tenere in considerazione. Gli estroversi e gli introversi possono fiorire e far bene in posizioni organizzative completamente diverse. Io sono una persona estremamente introversa, dopo questa giornata con tutti voi che comunque adoro ed apprezzo, oggi pomeriggio mi chiuderò in camera e non vorrò vedere nessuno. La professoressa Zilli, che è una chiara estroversa, andrà a correre una maratona, perché gli estroversi mentre stanno con gli altri si caricano di energia, no? Quindi dobbiamo tener conto che io non posso fare questa cosa ogni giorno. Alla fine dei 3 mesi della didattica sono veramente tipicamente uno straccio.
Altre persone invece rifioriscono e sono felici e contente. Quindi le differenze sono tante, le differenze vanno valorizzate. Allora, cosa ci dice qualche dato scientifico? Per esempio, una ricerca fatta dalla McKinsey nel 2015 su 266 imprese che sono state organizzate in una classifica sulla base della loro diversità, soprattutto dal punto di vista dell'etnia, ci fa vedere che le imprese che sono nel 25% più in alto della classifica hanno un 34% di risultati finanziari più alti rispetto alle altre imprese. Quindi semplicemente avendo persone nella propria compagine, avendo persone diverse, il risultato è di avere risultati finanziari enormemente più alti. Non sappiamo come queste persone vengano gestite, ma è chiaro che valorizzare e sfruttare queste differenze può portare a risultati enormi. Anche una ricerca di Credit Suisse su 2.500 imprese ci fa vedere che basta avere una donna nel consiglio di amministrazione per avere un 15% in più di risultati finanziari in imprese di vario tipo. Quindi i risultati delle differenze, della presenza di queste differenze sono importanti. E a cosa serve la differenza? Persone diverse vedono i problemi in modo diverso. Persone diverse processano le informazioni in modo diverso, quindi stando in un gruppo, in un team, in un insieme di persone che devono prendere una decisione e che non sono cloni di noi stessi, riusciamo ad analizzare il problema e a trovare più soluzioni da poter applicare, poi da valutare, e anche soluzioni più innovative. Ed infatti anche uno studio fatto dall'Università di Valencia su 4.700 imprese che hanno dei laboratori di ricerca e sviluppo fanno vedere che la gestione della diversità all'interno di questi laboratori permette di sviluppare più innovazioni radicali. Quindi maggiore creatività, migliore problem solving, più efficaci processi decisionali. Basta aggiungere una persona esterna in un gruppo, anche quello è uno studio interessante, la Northwestern University, basta aggiungere un soggetto esterno in un gruppo che è abituato a lavorare da solo, i risultati si vedono istantaneamente, perché quando si lavora da soli poi si tende a diventare sempre più simili, a cominciare a pensarla allo stesso modo, si sviluppano quelle patologie di groupthink che con alcuni di voi abbiamo imparato a studiare. Quindi sono elementi fondamentali. Ma è tutto semplice? No, non è tutto semplice. Non è tutto semplice perché sappiamo benissimo che ci sono delle diversità che sono più diverse di altre e c'è la tendenza dell'essere umano, molto legata ai nostri limiti, alle nostre debolezze, a sviluppare degli stereotipi. Cosa succede? Succede che noi abbiamo una razionalità limitata. Anche Herbert Simon, che è stato premio Nobel, no, per l'economia, ha introdotto questo concetto, per cui noi non siamo in grado di gestire tante informazioni contemporaneamente. Il nostro computer qui in alto non è particolarmente potente, quindi riusciamo a tenere a mente contemporaneamente poche informazioni, ancora meno riusciamo ad analizzarle, processarle, e quindi cosa facciamo? Tendiamo a prendere delle scorciatoie. E questo è particolarmente più evidente quando ci troviamo in una situazione di incertezza, cosa in cui ci troviamo noi quotidianamente in questa nuova era dell'incertocene che viene chiamata, no? Come viene chiamata. Allora cosa succede? Noi abbiamo un piccolo pezzo del nostro cervello che si chiama amigdala, che si trova proprio al centro, che è quella parte del cervello che diciamo è dedicata a gestire le nostre paure, no? Quella parte del cervello che quando ci troviamo di fronte a una persona nuova ci dice fight or flight, quindi combatto o scappo. Quindi posso stare tranquillo di sentirmi potente nei confronti di questa persona oppure scappo, devo averne paura. E visto che il nostro
diciamo, l'essere umano è abituato a dover prendere decisioni in velocità, tende ad applicare questi stereotipi. Stereotipi che qualche volta sono positivi, ma qualche volta sono negativi e portano a prendere decisioni completamente sbagliate. Quindi lo stereotipo della donna che non sa guidare, e non sa guidare neanche le grandi aziende, lo stereotipo della persona anziana che non sa usare le nuove tecnologie, lo stereotipo del millennial che non ama lavorare e che pensa a solo i grilli per la testa, lo stereotipo dell'asiatico che è molto capace di usare le nuove tecnologie e via dicendo. Quindi il tema innanzitutto è questo: prima di poter avviare percorsi di diversity management efficaci, cerchiamo di liberarci dai nostri stereotipi. Non è semplice. Io che mi occupo di queste cose, che sto sempre molto attenta, che rifletto continuamente sulle idee che mi vengono in mente, se salgo su un aereo e vedo una donna pilota, devo dire che non sono completamente a mio agio, poi mi dico: ma cosa stai dicendo, cosa stai pensando, rilassati. Però non è semplice, perché il nostro cervello entra in pilota automatico quasi sempre, appena ci rilassiamo. Quindi attenzione agli stereotipi, attenzione a non farci guidare da queste idee sbagliate. Per esempio, proprio uno studente dell'anno scorso mi aveva fatto vedere nella sua tesi, aveva richiamato un articolo che faceva vedere, un articolo scritto dalla Chicago Medical School, che faceva vedere che le persone obese durante i processi di selezione tendono ad avere il 35% in meno di probabilità di essere assunte. E se queste persone obese sono donne, a questo 35% si aggiunge un altro 10%, quindi il 45% in meno di probabilità di essere donne. Studi simili sono stati fatti anche sull'acne, per esempio. Un esempio triste, divertente allo stesso tempo è la storia di Ben Barres, che adesso purtroppo è venuto a mancare, ma era un neurobiologo dell'Università di Stanford, che a un certo punto della sua vita ha deciso di fare la transizione, quindi prima era una donna e ha deciso di iniziare questo percorso per cambiare sesso. Questo neurobiologo poi raccontava che andando alle conferenze, quando ormai era Ben e non più Barbara, si sentiva dire da molti colleghi che non sapevano, nuovi colleghi che non sapevano di questa sua transizione, si sentiva dire quanto i suoi lavori fossero di gran lunga migliori di sua sorella Barbara di qualche anno prima. Quindi sono cose che fanno pensare, ci fanno riflettere e su cui dobbiamo stare, e voi in particolare che vi occuperete di gestione delle risorse umane, dovete stare estremamente attenti. Quindi primo passo qual è per concludere? È importante la statistica, ok, 50% uomini, 50% donne, 50 o comunque x% italiani, x% di altre nazionalità, x% di una certa generazione, x% dell'altra, ma non basta la statistica, bisogna attivamente gestire queste differenze, identificarle, non farsi trascinare dai nostri stereotipi, quindi spogliamoci di questi stereotipi e valorizziamo le differenze. E ripeto, non solo perché è giusto, ma perché è nell'interesse proprio delle organizzazioni. Forse questo è il modo migliore per convincere ai consigli di amministrazione che certi interventi e certe figure professionali come il diversity manager possono essere veramente un investimento importante. Grazie Francesca, grazie direttrice. E a proposito di demolitori di stereotipi, abbiamo invitato qui oggi l'ingegner Christian Bracic. Forse qualcuno di voi lo conosce già per averne letto magari su LinkedIn o sulla stampa, ma io ve lo voglio presentare come Cavaliere all'Ordine del Merito della Repubblica Italiana, cavalierato che gli è stato conferito nel 2019
leggo la motivazione, per il suo esemplare contributo nella promozione di politiche aziendali fondate sulla conciliazione tra vita professionale e familiare e sulla tutela del valore della persona anche nel mondo del lavoro. Dell'ingegner Braci ci abbiamo sentito parlare, forse in quella vicenda molto bella e molto rara di una collaboratrice incinta che si vede offrire un miglioramento, una promozione, e credo che sia davvero la persona giusta da portare qui come esperienza allora di come si demoliscono gli stereotipi nel mondo, questa volta, dello studio complesso dell'ingegner Bracic. Grazie. Le cedo la parola. Mi sentite? Sì. Sì. Allora, voglio un po' presentarmi, quindi sono Cristian Bracic, sono il fondatore della CP Eng, una società di ingegneria, una società che è nata nel 2005 e oggi siamo suddivisi in diverse zone europee, Est Europa, qui a Trieste e poi anche Parigi. Siamo un totale di 100 persone che lavoriamo, quindi in 15-16 anni abbiamo fatto una crescita esponenziale. È un'azienda prettamente di ricerca, sviluppo e innovazione, è un'azienda, quindi voglio introdurre due discorsi, donna al lavoro e anche appunto conciliazione uomo e lavoro e famiglia. Siamo un'azienda di ricerca, sviluppo e innovazione prettamente meccanica e meccatronica, quindi come si può ben sapere la maggior parte delle persone da noi sono maschi. Abbiamo comunque una buona percentuale di figure femminili, ma quello che è secondo me molto interessante da sapere è che il 50% delle figure manager nella nostra azienda sono femmine, sono donne. Abbiamo qui a Trieste 3 manager donne e 3 manager uomini, quindi siamo quello che poi la dottoressa Van Zan parlava prima appunto del 50%, l'abbiamo ben raggiunto. Questo perché? Perché io ritengo che ci sono delle diverse... Mi dica. Sono con le cuffie. Mi sentite bene adesso? Quindi abbiamo raggiunto il 50% di presenza femminile, il 50% di presenza maschile nel management dell'azienda. Questo perché io ho sempre ritenuto che ci sono delle peculiarità nella donna che non ci sono nell'uomo e quindi ho sempre cercato di favorire appunto l'inserimento della donna nelle figure di alto management. Sono stato nominato cavaliere nell'Ordine del Merito della Repubblica appunto per questo fatto qui, un fatto che è successo 3 anni fa, quando una mia dipendente era in procinto appunto della scadenza del suo contratto, è venuta da me a raccontarmi appunto che aveva appena scoperto qualche giorno prima di essere incinta, anzi si proponeva anche nel dire guarda possiamo chiudere il contratto, ci rivediamo fra un anno. La mia risposta immediata senza pensare è stata facciamo che invece lo rinnoviamo indeterminato, così almeno fai la maternità in serenità e ritorni al lavoro serena senza nessun problema. Fatto questo, ovviamente la persona non se l'è aspettata appunto questa mia risposta. Io poi ho supportato questa persona non solo nella parte iniziale di maternità, ma anche subito dopo, quando le nostre leggi comunque prevedono, secondo me, un periodo troppo piccolo nei confronti della donna entro il quale deve ritornare al lavoro. Io comunque in quel momento lì ho dato una mano a questa persona. Abbiamo cercato assieme degli spazi di coworking con delle babysitter dove lei comunque andava a lavorare e lavorava da remoto, quindi un po' il lavoro agile come si parlava, ma l'abbiamo creato già anni addietro. Ma il fatto di essere stato nominato Cavaliere della Repubblica secondo me è proprio perché la mia sensibilità verso la famiglia è molto grande. Questo perché? Perché io ritengo che se togliamo via la parte delle ore che noi dormiamo durante la nostra giornata, noi spendiamo il 50% della vita sul lavoro, il 50% della vita in famiglia. E questo è essenziale capirlo. Cosa vuol dire? Che se sul lavoro ci troviamo bene e quindi siamo quasi come una famiglia, vuol dire che il trovarsi bene sul lavoro ce lo trasportiamo nel trovarsi bene nella famiglia e viceversa. Quindi io cerco sempre di venire incontro nelle persone della mia azienda in maniera da renderli sereni e togliere lo stress aziendale.
ci sono stati tanti fatti di questo genere, a parte adesso un'altra ragazza è rimasta incinta e anche lei è passata a tempo indeterminato in questo momento qui, quindi parliamo di un mese fa, quindi l'abbiamo ripetuto, ma perché comunque un po' è giusto così, ma ci sono stati fatti passati, ad esempio mi ricordo che c'era un mio dipendente che doveva andare 3 settimane al Sud Italia a tenere un corso, e lui è venuto da me e fa: guarda, mia moglie è dottoressa, abbiamo 3 figli, Cristian, non lo so come andare 3 settimane fuori dalla famiglia. Io a quel momento lì, il mio pensiero è stato alla famiglia, ho detto: beh, facciamo che tutti i weekend io pago un viaggio alla tua famiglia, quindi moglie e 3 figli, che ti raggiungerà giù, e quindi starà con te nel weekend. Quindi conciliato proprio famiglia e lavoro nello stesso momento. Questo perché? Perché secondo me è una sensibilità che mi è arrivata da giovane, perché io sono diventato padre a 20 anni e quindi ho dovuto incominciare a studiare ingegneria, lavorare, avere un figlio a 20 anni, e dico veramente che non è stato facile. Ho dovuto conciliare le ore che potevo dedicare a mio figlio e anche a mia moglie, le ore che poteva dedicare il figlio con i lavori, perché facevamo poi conto avevamo dei nonni intanto giovani, quindi i nonni lavoravano, quindi ogni mattina non sapevamo dove andare a mettere il nostro figlio. Forse quel fatto lì ha creato in me questa sensibilità proprio di cercare di aiutare le persone nel lavoro in maniera che il lavoro sia comunque sereno, che non sia un problema, che non sia un problema per la famiglia e che riesce a conciliare un po' tutto. Cosa dire? Ripeto, mi sono un po' incantato in questo momento qui, perché essendo qui non è facile, perché preferisco parlare quando ci sono le persone davanti, non... Mentre qui c'è un pubblico che sta già cercando di inviarle il curriculum. Lei Fra cui dice... io mi sono distratta perché provavo a mandarle anche il mio subito. Allora... Perché in effetti quello che lei ci dice dovrebbe essere normale. Esatto, io mi E ricordo. perché lei poi diventa cavaliere? Perché normale non è. Perché c'è un enorme bisogno di esempi positivi e di esempi che funzionano. Lei ci è arrivato spontaneamente perché l'ha provato direttamente in prima persona. Chi lavora da lei imiterà il bene che riceve, ma il bene gestionale che riceve, perché quello che mi colpisce nella sua esperienza è che la sua azienda funziona. Allora, sì, le spiego un po' come è successo. Mi ricordo una frase che io dissi appunto 3 anni fa. 3 anni fa è venuto fuori un articolo sul giornale qui triestino, appunto, di questo fatto che io ho assunto una persona a tempo indeterminato con tutto che era incinta, stava scadendo il contratto. In giro di 2 ore mi hanno telefonato tutta la stampa nazionale, quindi non lo so. E la prima domanda, quando sono andato in TV, è stata: ma secondo lei è giusto che l'hanno nominata cavaliere per questo motivo? Secondo me no, perché questo dovrebbe essere qualcosa di normale, non dovrebbe essere qualcosa di non normale. Quindi questo ci fa vedere la nostra società quanto indietro è in questo momento qui, appunto nella politica di conciliazione famiglia e lavoro, e anche e soprattutto nella politica donne nel lavoro, perché essendo in un comparto prettamente meccanico io vedo pochissime donne nel lavoro nel nostro settore, e quelle che sono tendenzialmente non le vedi quasi mai a livello manager. Le persone in azienda da me stanno bene, sono contente, si sono fidelizzate perché mi vedono un po' come famiglia anche a me, quindi veramente noi siamo una famiglia assieme e siamo un'azienda che stiamo crescendo tantissimo. Io sono partito nel 2005 da solo, il mio ufficio era la casa mia, la mia scrivania del soggiorno, e oggi siamo in 100 persone in 15 anni e abbiamo prospettiva di arrivare a 200-300 persone nei prossimi 10 anni. Quindi è un'azienda che sta crescendo, ma perché? Perché le persone non se ne vanno, perché le persone quando stanno bene nel lavoro, quando si sentono supportati nei problemi, sì, soprattutto nei problemi, perché tutti noi abbiamo dei problemi familiari, extrafamiliari durante la nostra vita, stanno bene, perché devono andarsene? E quindi l'azienda sì, sta crescendo. Oltre al fatto, ad esempio, una cosa che io non sopporto, ad esempio, sono gli orari di lavoro. Per me gli orari di lavoro sono sbagliati. Ci sono i compiti di lavoro, che sono 2 cose ben diverse. Per esempio, a me, il dipendente che lavora nel mio gruppo, se mi lavora 6 ore, 8 ore, non mi cambia. L'importante è che arriviamo all'obiettivo che ci siamo prefissati. Quindi dico sempre: ragazzi, avete finito? Andate. Ragazzi, il venerdì pomeriggio, se non avete cose da fare,
prendete e uscite. O magari venerdì pomeriggio non lavoriamo, mettiamoci tutti assieme a discutere, a chiacchierare, condividiamo i progetti che, essendo in tanti, perché 100 persone comunque iniziamo a essere già un bel gruppo, condividiamoci i progetti, chiacchieriamo davanti al caffè, ma smettiamo di lavorare, perché secondo me dopo 5 giorni di lavoro sul computer, le ultime 2 ore del venerdì, uno, non cambia redditività all'azienda, e 2, secondo me il tuo cervello non è più capace di lavorare bene. Se poi io invece vedo le persone che lavorano 9-10 ore, vado lì da loro e gli dico: ma perché lavori 9-10 ore? Vedi se stai sbagliando l'organizzazione o fammi capire, devo assumere altre persone. Per esempio non sopporto gli straordinari nelle aziende e ne conosco di clienti che invece sfruttano. Se tu non fai un'ora di straordinario vuol dire che sei un dipendente, che non sei fedele e non sposi l'azienda. Per me invece è il contrario, l'ora di straordinario è un'ora che comunque vale 10 minuti di effettivo di lavoro e 50 minuti di niente. Quindi questo mio modo di essere un po' flessibile, chiamiamolo, ad esempio già prima dello smart working io dicevo: ragazzi, se dovete fare delle cose, lavorate da casa un giorno a settimana, 2 giorni a settimana, cioè non mi cambia dove state in questo momento qui. Tanto per fortuna noi siamo molto tecnologici, quindi il computer te lo porti a casa, te lo porti al bar, te lo porti in vacanza, te lo puoi portare dove vuoi. E quindi già prima del lavoro agile io ero molto flessibile su queste tematiche. Non lo so perché, non ho studiato un master in inclusione o come voi, però evidentemente è qualcosa che è nato in me, appunto, che ha creato una forma, secondo me, di manager, di persona che tende sempre a guardare più al prossimo che all'azienda. Ma perché? Perché sosterrò sempre che se il prossimo sta bene, l'azienda sta ancora meglio. Una volta mi è stato detto, mi ricordo una frase, ho detto: l'azienda non è fatta di numeri, ci sono persone che guardano solo numeri, quanto fai, quanto produci, quante ore fai. L'azienda è fatta di persone e sono le persone che creano un'azienda. Difatti io quando parlo della mia azienda e vado a presentare la mia azienda presso i clienti, io dico: noi siamo, noi facciamo, noi faremo. Metto sempre un noi, anche se io sono il fondatore e l'unico socio di questo gruppo di aziende, però il noi, perché per noi vuol dire tutti, perché l'azienda è veramente fatta di persone e ognuno è importante. Ogni persona per di più è diversa l'una dall'altra. Sentivo prima molte parole, è vero che c'è l'introverso, c'è l'estroverso, c'è quello che arriva da un tipo di situazione familiare, c'è quello che arriva da una situazione familiare ben diversa. Forse l'azienda, la CPI è un po' più fortunata rispetto magari ai generali, perché essendo piccola riesce un po' a percepire più facilmente queste diversità fra le persone e quindi riusciamo a venire incontro. Noi abbiamo delle figure che sono veramente tanto introverse e stiamo cercando ogni volta di cambiargli posto in maniera da trovare dove sta bene. Perché l'introverso, come diceva prima la professoressa, sta bene in determinate situazioni e sta malissimo in altre situazioni. Forse noi, essendo più piccoli, riusciamo ad accorgercene di questo, riusciamo a trovare le soluzioni per aiutare queste persone, perché ritengo che l'azienda deve aiutare il prossimo in tutte le cose, non solo deve pagare uno stipendio, ma deve aiutare a migliorare le persone. Questa è un po' la mia ideologia aziendale. E in questo trova qui davanti a me 3 classi di professionisti preparati a aiutarla a gestire queste nuove sfide. Grazie moltissime. Grazie a voi. Forse si può girare. Ora li avete anche visti, ci sono davvero e io sono anche un po' emozionata perché ci avviciniamo alla conclusione di questa mattinata, che è stata l'ennesimo bel momento passato con voi. E per concludere questa nostra chiacchierata, lunga chiacchierata, ho il piacere di introdurre il collega, amico, sodale, compagno di stanza e di ormai diverse pubblicazioni, il professor Francesco Bilotta. Grazie. Grazie Anna, grazie alle direttrici dei 2 master che ci hanno ulteriormente fatto riflettere su alcuni argomenti connessi ai vostri percorsi di formazione. Grazie
ai nostri ospiti che ci hanno portato le loro esperienze. Alcune parole conclusive. Il mio obiettivo è quello di tirare un po' le fila delle cose che appunto abbiamo sentito finora questa mattina in pochi minuti. Un dato da cui partire. Oggi siamo qui giustamente per celebrare la fine di questo percorso, cioè un percorso di formazione. Quando avete fatto questa scelta, l'avrete fatto sicuramente per le più diverse motivazioni di carattere professionale o anche soltanto di curiosità intellettuale, ma non importa il perché ciascuna e ciascuno di voi abbia fatto questa scelta. Tutti quanti avete percepito l'importanza in quel momento della vostra vita in cui facevate la scelta, l'importanza di aumentare il bagaglio di conoscenze concettuali, di strumenti, di analisi dei contesti, e sono molti, dei contesti in cui operate quotidianamente. Abbiamo appena sentito dall'ingegner Brancic che lui ha avuto una fortuna, che è quello di fare un'esperienza anche difficile in un certo momento della sua vita, e a partire da quello che ha imparato attraverso questa esperienza poi fare delle scelte di carattere professionale, di carattere lavorativo. È stata una fortuna per lui, ma la sua esperienza, cioè se tutti quanti noi attingessimo soltanto dalle nostre esperienze, questo avanzamento nella conoscenza avverrebbe in maniera episodica. C'è qualcuno che ha la fortuna di farle, queste esperienze, e c'è qualcun altro che questa fortuna non ce l'ha. Il che però non ci consentirebbe tutti quanti insieme di innescare quel cambiamento per il quale serve la collaborazione di tutte e di tutti. Per cui non soltanto i fortunati che hanno fatto le esperienze, ma tutti coloro che hanno un bagaglio di conoscenze. Quindi il percorso di formazione che voi avete fatto attraverso i vostri master vi ha reso possibile, vi ha messo a disposizione, questo era il nostro intendimento quando abbiamo ideato questi master, mettervi a disposizione di tutti, a prescindere dalle esperienze individuali, di mettere a disposizione di tutti degli strumenti concettuali per far cosa? Questi master, tutti e due questi master, hanno un connotato, secondo me, che coincide o dovrebbe coincidere anche con l'obiettivo che voi dovrete raggiungere, che raggiungerete certamente nel far attuazione di questi concetti appresi durante la formazione, durante i master, e cioè quello del miglioramento dei contesti in cui opererete. E parlo dei contesti in maniera plurale, perché la cosa che subito ci viene in mente è il contesto dell'organizzazione aziendale, visto il percorso che avete fatto. E però, e questa è anche stata l'articolazione del master in inclusione delle diversità, esiste un contesto più complesso, più ampio, che direttamente per certi tipi di lavoro che facciamo, alcuni di voi sono funzionari di enti pubblici, o indirettamente anche il professionista, il libero professionista, operando attraverso la sua professione, indirettamente migliora questo contesto più ampio in cui tutti quanti noi siamo inseriti, che è la società in cui viviamo. Per cui l'acquisizione dei concetti che non avviene in maniera episodica vi abilita a raggiungere degli obiettivi nei contesti in cui opererete, e questi obiettivi sono il miglioramento di una situazione che è stata definita incerta. Le parole che sono ricorse più volte in questa mattinata è stata appunto incertezza, è stato cambiamento. Ecco, una cosa che tengo a sottolineare, che ha subito evidenziato la professoressa Brollo, cioè ha detto, visto il suo impegno in questa commissione ministeriale, noi abbiamo in mente di realizzare un cambiamento, ma per realizzare il cambiamento prima dobbiamo studiare il contesto. Quindi non uno studio astratto. La professoressa Visintin ci ha riportato
l'importanza non esclusiva, ma il punto di partenza che è l'evidenza statistica di alcuni fenomeni. E questo perché soltanto la conoscenza e la comprensione dei contesti in cui operiamo poi può innescare un processo di cambiamento, perché ci rende al contempo chiari quali sono i mezzi per realizzare il cambiamento e gli obiettivi di cambiamento che dobbiamo raggiungere. La dottoressa Van Zan ci ha subito però, come dire, messo un po' sull'attenti, dicendo attenzione, il cambiamento è lento, e ci ha portato l'esempio delle grandi aziende. E quanto più lento è il cambiamento in questo organismo complesso che è invece la società. Qual è lo sforzo che singolarmente tutte e tutti noi dobbiamo fare giorno dopo giorno per rendere prima visibile il problema, poi immaginare una soluzione, poi convincere gli altri, perché i contesti complessi non si modificano perché c'è l'illuminato della situazione che decide a un certo momento che le cose vadano cambiate. C'è bisogno di una, come voglio dire, una sorta di coalizione, cioè tutti quanti noi dobbiamo condividere l'obiettivo da raggiungere e il percorso da fare per raggiungerlo. E per fare questo c'è bisogno della visione. Ieri in uno dei project work finali del master è ritornata costantemente questa parola visione, è ritornata nelle parole della dottoressa Van Zan, e anche se non ha usato questo termine, anche l'ingegner Brancic ci dice: ma io ho fatto quella scelta 3 anni fa, 4 anni fa, perché ho cercato di guardare avanti, cioè io mi sono messo a pensare che se rendevo serena quel momento della gestazione, della gravidanza della mia dipendente, quando sarebbe tornata in servizio, sarebbe tornata come una donna più serena, avendo la certezza del lavoro che la aspettava e quindi anche la sicurezza di carattere economico. Ecco, questo guardare avanti, che è un altro modo, se volete, questa volta in italiano, di utilizzare il termine visione, no? Ecco, tutto ciò va condiviso. Ho detto prima, ho usato forse questa parola un po' impegnativa, che è coalizione, ma certo è che certe cose vanno condivise, perché è esperienza di tutte, anche, come dire, nel nostro contesto, perché, come dire, il nostro è anche un luogo di lavoro. Una delle nostre studentesse, la dottoressa Coari, lavora proprio all'ufficio del personale del nostro Ateneo e sa bene quali sono le esigenze di una struttura non enorme, ma già a suo modo complessa, per la quale non ci sono risposte semplici. La società complessa esige delle risposte complesse. E complesso non è un sinonimo di complicato, perché si può comunicare la complessità, è quello che abbiamo cercato anche di fare, non so se ci siamo riusciti, ma insomma la speranza è che ce l'abbiamo fatta, comunicare in maniera semplice dei concetti complessi. È altra cosa dal semplificare e dal cancellare la complessità. E come si fa a comunicare in maniera semplice e non appiattirsi solo sulla comunicazione, che è purtroppo uno delle grandi trappole in cui possiamo cadere? C'è bisogno di chiarimento all'interno delle nostre teste, di ciascuno di noi, di quei concetti complessi, perché solo a quel punto saremo in grado di trasferirli agli altri in maniera semplice e creare quelle alleanze strategiche che ci servono poi per affrontare e gestire la complessità. E un'altra cosa che, e qua su questo chiudo, che dà anche ragione del perché oggi facciamo questa cerimonia che vede insieme 2 percorsi formativi con molte, come dire, affinità ma anche differenze. Ed è anche questo un criterio con cui abbiamo costruito questi master, l'interdisciplinarietà, che è un altro aspetto della complessità, se volete. I master, questo è un altro degli obiettivi formativi che ci siamo dati, dovrebbero supplire a quel deficit di interdisciplinarietà che i percorsi di laurea
diciamo, per come sono stati disegnati fino ad oggi, perché in questo momento c'è una riflessione da parte delle società scientifiche per ripensare i percorsi di laurea, quindi è immaginabile che di qui a qualche anno anche quei percorsi tradizionali come, non so, la laurea in giurisprudenza cambierà strutturalmente. Ecco, quello che sarà nel futuro non lo sapremo, ma sicuramente possiamo dire quello che è stato finora. I nostri percorsi di formazione di laurea erano, diciamo, molto focalizzati su alcune discipline e non ci consentivano di acquisire concetti che ci rendessero idonei poi a uscire nel mondo reale là fuori, che non è fatto solo di alcune discipline, ma che esige per forza di cose una conoscenza trasversale, una conoscenza interdisciplinare. Ecco, in tutto questo, complessità, esigenza di studio, chiarezza concettuale, esigenza di un approccio interdisciplinare, qual è l'elemento comune? Mi sono chiesto, ascoltando tutti gli interventi che mi hanno preceduto, e qual è l'elemento comune anche dei percorsi che avete fatto? E anche qui le parole della dottoressa Van Zan, dell'ingegner Brancic mi aiutano, perché in maniera diversa hanno sempre fatto riferimento alle persone. In particolare mi sono annotato un'espressione della dottoressa Van Zan che dice: bisogna comprendere i bisogni delle persone. Si riferiva tanto alle persone, diciamo, che strutturano l'organizzazione in cui lei lavora, tanto alle persone a cui si indirizzano i prodotti finanziari, in questo caso della società in cui la dottoressa Van Zan lavora. Ecco, questo è l'elemento comune, la persona. Ed è un elemento comune che caratterizza il nostro ordinamento giuridico, tanto per cominciare. Alla base delle nostre ricerche in questi anni, in questo gruppo di cui facciamo parte tutti quanti, che si chiama Laboratorio Lavoro, abbiamo posto alcune cose, in particolare il concetto di dignità. E la dignità non è altro che il valore di cui ciascuno di noi, ciascuna di noi è portatrice e portatore nel suo contesto di riferimento, giorno dopo giorno. Allora, se questo è l'elemento trasversale, l'elemento comune, perché ci dobbiamo impegnare per il cambiamento? Una cosa che ci siamo sentiti ripetere pure quando abbiamo creato questo master: è troppo presto, arrivi troppo presto. Poi è successo tutto quello che è successo e ci siamo sentiti dire: ah, però ci avevate visto giusto, perché siete arrivati proprio al momento opportuno. Allora c'è un momento, e vi capiterà in tutti i contesti in cui opererete, in cui dopo aver fatto il percorso di formazione, dopo aver fatto il percorso di chiarimento concettuale, dopo aver fatto il percorso dello studio del contesto, dopo aver individuato degli obiettivi, dovete essere fermi nel raggiungimento di quegli obiettivi. C'è una frase che noi abbiamo posto a esergo di questo piccolo libretto che abbiamo scritto per gli studenti del nostro Ateneo, che ha scritto Stefano Rodotà ancora nel 2012, quindi quasi 10 anni fa, e sta all'interno di quel libro che si intitola Il diritto di avere diritti. È un libro complesso, però è un libro che, se avete la pazienza, avrete la pazienza di leggere, è un libro che, come dire, vi solleciterà tantissime riflessioni. A un certo punto lui dice così: bisogna avere il coraggio dei diritti, vecchi o nuovi che siano, non lasciarsi intimidire da chi ne denuncia l'inflazione, addirittura la prepotenza, la sfida ai valori costituiti. Viviamo un tempo di grande travaglio, e lui lo scriveva 10 anni fa, quanto più lo possiamo dire oggi, di grande travaglio e difficoltà, che però non giustificano le inerzie. Allora l'augurio finale che vi voglio fare prima, un momento prima che siate proclamati titolari di questo nuovo riconoscimento accademico, è questo: avere la fermezza di portare a compimento quello sguardo verso il futuro che, mi auguro, grazie a anche questo percorso di formazione, riuscirete a creare in tutti i contesti in cui opererete. Auguri.
Allora, davvero ce l'abbiamo fatta. Ringrazio moltissimo i nostri ospiti per essere rimasti davvero fino alla conclusione di questo percorso. Ci saranno, non dico spero come si dice di solito, perché so che ci saranno, altre occasioni per incontrarci e di nuovo un grazie da tutte le classi che abbiamo qui. Grazie. E ora il momento tanto atteso. Allora, iniziamo con la proclamazione degli studenti e delle studentesse, dei dottori e delle dottoresse della classe del Master in Inclusione e Diversità. Bene, è con grande piacere e con i poteri che mi sono conferiti dal Rettore che proclamo che i dottori e le dottoresse Boatto Barbara, Bresciani Barbara, Coari Daniela, Di Clemente Giorgia, Fantuzzi Zaira, Gasparini Daniele, Gaudino Giulia, Larese Filon Lorenza, Masolini Gianluca, Moramarco Loretta, Papais Denis Antonio e Nappi Assunta hanno acquisito il titolo di Master universitario di primo livello in inclusione delle diversità. Congratulazioni e per cortesia se vi mettete nell'ordine in cui vi ho chiamato in fila, Una volta conferiamo. così conferiamo i certificati.
Bene, procediamo con il Master in Gestione delle risorse umane ed Organizzazione del lavoro, anno accademico 2020-2021. Prima vi proclamo e poi una fila alla volta, come avete visto fare i vostri colleghi, venite a ritirare i vostri diplomi. Quindi, Allegra Massimiliano, Armani Anna, Armone Valentina, Baggi Francesco, Belfiore Martina, Bortolotti Carolina, Burnic Luca, Copetti Lodovico, Cusan Alice, Dal Pont Antea, Denardo Elisa, De Grassi Chiara, De Grassi Silvia, Del Rizzo Sara, Drescic Margherita, Fabian Marusca, Gattesco Jessica, Gelormini Sara, Jacobucci Nicla, Male Martina, Marcon Maddalena, Modesto Fedra, Pessotto Umberto, Pezzotto Vanessa, Pillinini Giulia, Pollio Caterina, Puntel Alessia, Romano Andrea, Sebaste Federica, Stecca Sara, Tondelli Alice. Con i poteri che mi sono conferiti dal Rettore, proclamo che avete acquisito il titolo universitario di Master di primo livello in Gestione delle risorse umane ed Organizzazione del lavoro. Complimenti!
allora ce l'abbiamo fatta. Per piacere un ringraziamento per lo staff di Fare Uniud, in particolare per Giacomo Arianna. Allora buoni festeggiamenti e congratulazioni.